Era ben arrivato, parleremo anche un po' della sua azienda, di quello che fa e soprattutto quali sono state e se ci sono state difficoltà durante questa fase pandemica e quali possono essere delle soluzioni magari a degli eventuali diciamo, problemi, va bene, tra il mercato. Li può aiutare nel loro Ecco, lui è fissato ormai con questo digitale, cioè lui è l'online e io sono l'offline, quindi siamo un po' quelli che difendiamo. Le pizze le possiamo fare anche digitali. Digitale, può darsi, come dice lui, forse un giorno si arriverà che, forse scriverla, a ordinare la pizza in digitale già lo facciamo, poi... Non dirlo perché ci sono dei distributori automatici che fanno la pizza. Addirittura. Allora, raccontiamo un po' agli amici a casa intanto come il settore food, la parte della ristorazione, ha vissuto e sta vivendo questa fase pandemica dal mondo proprio dei numeri, dei dati. Angelo. Hanno avuto quello che è un calo drastico, no? Perché giustamente se chi vende quel tipo di prodotto si trova costretto a chiudere quella che è la serranda per non poter più offrire il proprio servizio prodotto ai consumatori finali, dall'altro lato chi produce ha anche difficoltà comunque a vendere il proprio prodotto perché manca anche poi la parte di chi lo trasforma per poi venderlo. Partirei proprio da Bruno Morello per capire un po' la sua azienda, un'azienda avicola, da quello che mi scrive. Produzione di uova. Ecco, ci racconti un po' la fase... Sì, la parte organizzativa proprio della vostra azienda, alla fase di produzione fino al mercato, quindi fino ai vostri clienti. Quindi... Sì, allora noi abbiamo un allevamento di circa 15.000 capi, tra allevamento in batteria e allevamento a terra. Allora, spieghiamo anche ai nostri amici che ci seguono cosa significa allevamento in batteria e allevamento a terra, anche se... All'allevamento a terra sono galline che stanno comunque carazzolando a terra, stanno sempre nei capannoni, mentre quelli in batteria sono sempre in delle, fra virgolette, gabbie, si chiamano gabbie. Attenzione agli animalisti, sennò sì, poi no. diciamolo che sono delle... anche nelle gabbie hanno anche il loro lato dove c'è il nido, eccetera, quindi non sono come fanno vedere la TV come una volta. Ingabbiate proprio, strette, quelle povere bestie. Spazi, quindi c'è con noi nuovi... Abbiamo fatto delle nuove impianti comunque apposta per il benessere animale. Ok. Come avete vissuto quindi questa fase durante la fase della pandemia? La pandemia all'inizio c'è stata un'esplosione assurda di richieste, che ci ha fatto anche impreparati, perché comunque fra la paura che tutti quanti restassero senza cibo a casa, quindi tutti quanti a fare scorte di cibo, abbiamo avuto anche noi dei problemi per riuscire a rifornire tutti quanti. Proprio a livello di domanda. Sì, la domanda è sì, non eravamo pronti per questo tipo di... Quindi durante la pandemia, boom, sì, tutti a comprare le uova perché... Invece dall'altro lato avete avuto lo stesso problema? No, che non dall'altro lato strutturato. c'è stato un calo fortissimo, ma era naturale. Perché se uno non può... la gente faceva la pizza a casa. Faceva la pizza a casa. Quindi durante la pandemia hanno chiuso i ristoranti, compravano le uova per fare i dolci a casa e poi facevano anche le pizze. C'era il problema del lievito, che non si trovava lievito. Hanno speculato sul lievito di birra. Però... Ecco, a parte gli scherzi, i ristoratori siete stati chiusi, ancora oggi state vivendo una difficoltà non indifferente, perché mi pare che adesso siete in una situazione di asporto. Solo ad oggi. E servizio delivery facciamo. Diciamo che per esempio a Cariati io ho 3 punti vendita sia a Cariati che a Mirto che a Rossano Corliano, però diciamo che Cariati il servizio delivery l'ho sempre fatto da 25 anni, quindi mi sono trovato più avvantaggiato perché è un servizio che ho sempre fatto, quindi era già strutturato. Sì, era già strutturato, invece a Mirto e Rossano lo facciamo, ma va poco rispetto a quello che faccio a Cariati. Ok, ci sono dei luoghi quindi dove non sono pronti forse a questi mercati, Angelo, al delivery? Sì. A questo tipo di... Sì, ma più che altro non è tanto il fattore di essere pronto o meno al delivery, perché comunque mancava proprio la scintilla per far scattare questo tipo di mercato, ok? Magari qua non se ne sente l'esigenza rispetto a una grande città come Roma, come Milano, dove questo è all'ordine del giorno, e qua mancava proprio la scintilla per far scattare appunto tutta questa catena del servizio delivery. Però dall'altro lato, giustamente, se mancava la scintilla, un imprenditore difficilmente va a strutturarsi per andare a fornire questo tipo di servizio, perché anche quello comunque ha un costo e deve andare a modificare. Non peraltro, infatti lui diceva, mi sono trovato bene a fare questo tipo di servizio a Cariati dove ero già strutturato e non magari negli altri punti vendita dove non ero strutturato.
come dall'altro lato lui dall'altro lato invece non era strutturato per la domanda che ha avuto, cioè perché c'è stata una corsa. E ricordiamo un attimino che la paura è una delle leve più usate nel marketing, cioè la paura spinge le persone a fare delle azioni. In questo caso l'azione è stata nell'andare a rifornirsi per paura proprio di restare senza cibo. Quindi loro hanno avuto dall'altro lato proprio l'effetto contrario che ha avuto quello che è un ristoratore rispetto che un produttore, però sicuramente il produttore in una seconda fase invece ha avuto un calo, cioè, drastico rispetto alla parte iniziale. Sentiamolo. Sì, Prego. anche per esempio in questo periodo, cioè siamo vicino a Pasqua, però non, c'è la domanda è molto bassa, non è come... Come mai secondo te si è abbassata tanto la Perché domanda? come dice lui, è abbassata anche la paura, quindi nel senso sono anche finiti i soldi, secondo me sono finiti i soldi, perché inizialmente al primo impatto hanno speso più soldi per il mangiare e altre cose, ma comunque ormai è un anno che siamo in questa Capito, situazione. ma comunque la gente deve mangiare. Sì, però penso adesso che- riduce ai minimi, indispensabili. È diverso mentre prima tu dici faceva delle scorte, Sì, bravo. quindi tenevano le scorte per paura che restasse finissero senza. nella... Sì, è proprio diverso l'impatto psicologico, è questo a cui mi riferivo, no? Perché rispetto anche alla prima pandemia, come si può pensare, cioè rispetto alla prima pandemia dove c'era un barlume di speranza, oggi invece è totalmente disastroso. Fammi sentire... Posso dire pure io una cosa? Sì, Anche prego, se la Pietro. domanda è un po' abbassata. Poi mi collego Anche con perché, Aimo. I soldi sono finiti perché ci sono alcuni dipendenti miei, io non ce l'ho tutti in cassa integrazione ma solo 5, alcuni sono venuti e mi dicevano che da gennaio non hanno preso un euro, quindi è normale, la domanda è finita. La cassa integrazione che non arriva, questo arriva in ritardo, non è arrivata proprio. Non dico di andarsi a comprare una macchina perché è lusso, ma il mangiare almeno non è primario. Sentiamo a Brescia com'è la situazione, fatemi collegare con Aimo. Giovanni Pietro Aimo, sei in linea? Vediamo se è collegato, perché volevo sentire un attimo. Ci sono, eccomi qua. Perfetto. Buonasera Aimo, come sempre, grazie per il tuo prezioso supporto. Allora, siamo con due ospiti, il ristoratore da una parte e il produttore dall'altra. Alla domanda e all'offerta ci sono state un po' di situazioni, non so se sei riuscito a seguire il collegamento. Ho sentito il discorso. Bene, che idea ti sei fatto e cosa vuoi aggiungere, Giampi? Ma guarda, metterei questo titolo: capacità di reazione, capacità di reagire. Io ho avuto modo di notare che nelle aziende, nelle realtà più o meno strutturate, dove ci si è cercati, cioè dopo chiaramente il primo mese di un attimo smarrimento, però dove si è reagito cercando di immaginarsi il futuro nel contesto della pandemia, lì abbiamo avuto veramente la capacità di tenere botta, e sono quelle aziende che hanno perso pochissimo in quest'anno, ma che addirittura adesso stanno performando meglio della media di mercato. Ok? Vorrei fare un esempio pratico. Una mia amica che ha un negozio di abbigliamento e scarpe, che cosa ha fatto? Ha semplicemente usato gli strumenti della comunicazione online, dell'e-commerce, per iniziare una serie di piccole sfilate dove il giovedì su tutto il suo database invitava le sue clienti e il mondo intero a partecipare alle sue sfilate di presentazione. Bene, ti garantisco, Giuseppe, che è felicissima perché a distanza di un anno, scoprendo il mondo della comunicazione online, fa più di 100 vendite al giorno. Beh, si è reinventata quella che è un po' anche la mission della sua azienda, perdonami Giampi, che poi diciamo sempre che alla base di un progetto produttivo, di un progetto imprenditoriale, la mission sta al primo posto. Ecco, diciamo Giuseppe che in questo caso la mission, che è quella chiaramente di dare
questo caso prodotti di abbigliamento, in realtà di dare prodotti di abbigliamento, di soddisfare la richiesta dei clienti, in questo caso è la visione che cambia, la vision operativa, come porto i miei prodotti ai miei clienti, dandogli un nuovo servizio che è la sfilata online attraverso i social, e a quel punto il ritorno qual è? Un aumento delle vendite. Però volevo è cambiato lo strumento. Sicuramente è cambiata la visione, ma ricollegandomi proprio al tuo tema, c'è stata nella mission quella capacità di reagire che tu hai anticipato prima, altrimenti non si sarebbe nemmeno arrivati alla vision. Certo. Quindi il non voler arrendersi e dover combattere perché hai una missione. la famosissima frase: di fronte a una crisi ci potrebbe essere una grande opportunità. Parlando proprio di mission, Giovanni Aimo, perdonami solo un attimo, perché voglio chiedere al nostro imprenditore Bruno Morello la sua azienda come è nata e quali sono i principi su cui la sua impresa si ispira. Allora, noi siamo nati, siamo da 12 anni su questo campo qui, ce la siamo acquistata e quindi abbiamo cercato di rinnovare totalmente l'azienda, quindi abbiamo rifatto nuove strutture, nuovi capannoni. In pratica noi su cosa ci fondiamo, soprattutto aziende locali, comunque sulla freschezza del prodotto, quindi sull'essere a chilometro zero, supportare un nostro prodotto comunque a circa almeno da 24 alle 36 ore dalla deposizione della gallina. Quindi noi lavoriamo molto sul locale, mentre lavoriamo molto poco per quanto riguarda l'online, eccetera, perché non ci sono, attualmente io non conosco alcuni, per fare spedizioni. Ma da quel punto di vista è totalmente diverso. Non so se dovete rispettare poi una catena del... No, ma da quel punto di vista è totalmente diverso, perché anche se è un'azienda che mira giustamente a offrire un prodotto di qualità, il prodotto di qualità in questo caso è in stretta correlazione con la freschezza comunque del prodotto. Per poter vendere questo tipo di prodotto non serve solo lo strutturarsi in azienda, ma servono anche quelli che sono dei servizi terzi, perché se lui, immaginate che dalla produzione alla selezione fino al packaging e poi dovrebbe curare anche spedizione e consegna, cioè sarebbe un costo impensabile poi per l'azienda da quel lato, e dall'altro lato capisci che non è sostenibile se lo deve fare lui. Dall'altro lato ancora manca proprio il servizio terzi che faccia un tipo di servizio delivery in breve tempo per il suo prodotto, e poi non dimentichiamo che è un prodotto molto ma molto delicato. Secondo me nasce proprio là il problema. Quindi trasporto, quindi... proprio nel trasporto in sé di quel tipo di prodotto, se non c'è una cura come la fanno loro nel momento in cui la vanno a consegnare, perché sicuramente la vanno a consegnare con i mezzi d'azienda, quindi magari o sono loro in prima persona o hanno un dipendente che ci tiene in particolar modo a quel prodotto che si occupa della consegna, perché è davvero difficile comunque maneggiare e curare quel tipo di prodotto per spedizioni lunghe. Immaginate di spedire delle uova a Milano, a Firenze o a Roma, diventa un po' complicato. Giampi, se volevamo spedirti delle uova purtroppo non possiamo, vedi, c'è un piccolo problema che nella mission aziendale questo nostro imprenditore Bruno Morello dovrà cercare di capire un po' come fare. Cosa ne pensi, Giampi? Bene, diciamo che mi dispiace non ricevere le uova, poi siamo pure vicino a Pasqua. Esatto, avrei ricevuto volentieri le uova del signor Morello, sicuramente che saranno buonissime. Però ecco, diciamo che quello che diceva Maiolini, lo sposo al 100%, nella nostra immaginazione, nell'immaginazione dell'imprenditore moderno ci deve essere la multicanalità. La multicanalità è l'abbinamento fra canali distributivi online e offline. Già nel 2014 ho avuto modo di scrivere in una collaborazione con la Stadler Bocconi sui sistemi di marketing, ho avuto modo di esprimere la mia opinione e 7 anni dopo, grazie a questa crisi, grazie per modo di dire, perché insomma avremmo rinunciato tutti volentieri a questa pandemia, però visto che c'è, bisogna reagire. Ecco, questo è il momento buono per dire ok, passo alla distribuzione multicanale
prendendo degli esperti che mi sanno abbinare la distribuzione offline con la distribuzione online. Questo è il presente e sarà sempre di più anche il futuro. Perché dico distribuzione online e offline? Perché chiaramente bisogna prima fare uno studio di che tipo di prodotto stiamo parlando, per poi tarare bene qual è la modalità distributiva online e offline più adeguata. Ma ormai il presente e anche il futuro è fatto da multicanalità distributiva online offline. Sì, condivido io quello che dice il dottor Giampi, lo condivido in pieno, però dall'altro lato nel momento in cui ti ritrovi a dover affrontare una situazione del genere è più a livello di struttura aziendale che devi andare ad affrontare questo tipo di discorso, nel senso io conosco la tua azienda, voi avete fatto quella che è una suddivisione interna per tipo di prodotto, che magari può essere o con il tipo di gallina o con il tipo di prodotto proprio per grandezza, perché io ho visto che fornite quelli che sono diverse grandezze del vostro prodotto. Sì. Dall'altro lato, essendo che il bacino di utenza è questo, ok? Non è che potete incidere sull'aumento delle nascite, no? Quindi automaticamente il bacino di utenza resta quello, cioè da questo lato il fattore della loro crisi è doppia, ok? Perché hanno la difficoltà nell'andare a vendere fuori, al di fuori del proprio bacino di utenza, il proprio prodotto, però dall'altro lato, come si diceva prima, in ogni crisi c'è una grande opportunità. Il fattore di avere un prodotto di altissima qualità a chilometro zero e poter garantire questo tipo di freschezza può far sì che non magari oggi, ma un domani loro possono allargare, non in modo verticale la loro azienda, quindi cosa vuol dire in modo verticale? Aumentando la produzione di uova per venderne, ma in modo orizzontale, quindi puntare poi a quella che è la trasformazione di questo prodotto primario che loro già oggi producono e distribuiscono, quindi cioè, mi viene in mente già subito da dire magari una maionese, per dire, cioè trasformare. Sì, infatti noi stiamo anche vedendo, progettando per fare il nuovo in brick, perché comunque... Ecco, perché per forza di cose, se non avviene una crescita o una scalata in verticale, deve avvenire in orizzontale. Per far sì che avvenga in orizzontale l'azienda si deve strutturare, poi ci sono altri tipi di prodotto all'interno dell'azienda per far sì che comunque andiate a creare prodotti che magari possono avere una espansione completamente diversa. E può darsi che anche alla ristorazione, quindi al settore Horeca, Certo. può Sì, interessare come no, cioè, l'offerta, perché, o così ad come esempio- al singolo cittadino che vuole ordinare, no, il brick che stai dicendo prima, il famoso brick, Sì. e gli arriva direttamente a casa. È anche più facile da spedire Sì. il brick, perché comunque non è tanto fragile. perché Certo. quello- Hanno dei vantaggi e rispetto dei alle uova. svantaggi, però dall'altro Temi di lato... conservazione. Sì. Pietro Tangari, la pizza surgelata attualmente noi la vediamo nei supermercati, nella GDO, ci sono tanti marchi nazionali che non sto qui a citare naturalmente per vari motivi, ma secondo te vendere la pizza online, cioè io voglio assaggiare la pizza, Angelo, è fattibile dal punto di vista proprio tecnico, organizzativo, vendere l'impasto oppure vendere direttamente la pizza e spedire Allora, la pizza a casa? dal loro punto di vista io credo di no. Sai perché? Perché la loro azienda è un'azienda che nasce e continua e persegue la strada della qualità. Nel momento in cui tu... Poi siamo artigiani. Esatto, nel momento in cui tu spingi sulla strada della qualità non puoi scendere sotto delle soglie di prezzo. Tu capisci che se io vado a prendere una pizza in pizzeria, un'ottima pizzeria a Milano, la pago a 10 euro, ok? La vado a prendere qua in un'ottima pizza, anche magari meglio, la vado a pagare 7 euro. Se la deve andare a spedire, quella pizza, quanto costa? Cioè ha dei costi che l'utente finale non può assorbirsi. Quindi il discorso che ci facevamo nella Sì, puntata precedente, non tutti può, non può. possono avere accesso, Assolutamente. o comunque Non al 100%, nel senso che possono essere affiancati da strumenti digitali per migliorare quelli che sono i propri introiti, i propri cash flow, sì, ma ci può anche provare, ma tu dici non si al riesce a 100% garantire non la può. stessa qualità. No, non può, se è un'azienda che ha 25 anni, quindi si può definire un'azienda storica di 25 anni che è basata sulla qualità, difficilmente fa un passo indietro oggi proprio sulle fondamenta con cui si è costruita questi 25 anni. Bene, parliamo dei target di riferimento delle aziende, quindi la materia del target, qual è il target di mercato, ad esempio, della tua impresa, e quali sono le caratteristiche del tuo cliente ideale, Bruno? Ad esempio le pasticcerie, ci sono
il cliente ideale, oppure anche la grande distribuzione come nei banchi dei supermercati, essere sempre presente anche lì. Quindi per me sono clienti molto importanti per quanto riguarda l'azienda. Senti, e quali sono gli obiettivi, quindi a medio e lungo termine, che vi siete prefissati come azienda? Quella la mia comunque visto che sono giovane, è quella di crescere sempre di più. È un lavoro che mi piace fare perché comunque io per quanto riguarda l'azienda mi occupo della parte di distribuzione e di vendita, mentre c'è mio fratello che sta in azienda, mio padre che sta in azienda sia per quanto riguarda il confezionamento del prodotto che l'allevamento e il benessere animale, appunto. Quindi ognuno di noi è in famiglia, abbiamo anche altri dipendenti, abbiamo dei ruoli da seguire. Certo. E comunque in un futuro ci vediamo comunque comunque come ho detto prima per quanto riguarda il brick, perché comunque penso che il brick fa parte anche del futuro. Quindi state puntando un pochettino a strutturarvi a livello orizzontale per espandere. E gli elementi, per chiudere, perché il nostro blocco, il nostro format ti dà la possibilità un po' di raccontare la tua azienda, ma poi cercare anche di avere dei confronti con i nostri ospiti in studio. Quali sono gli elementi competitivi che caratterizzano la tua azienda rispetto alla concorrenza? Come ho detto prima, comunque c'è l'uovo, alcuni mi dicono vabbè come il tuo è quello lì, no, perché comunque devi vedere anche ciò che la gallina si nutre? Si nutre, di ciò che si nutre di ciò che si nutre la gallina, e anche la freschezza del prodotto, perché bisogna capire che un'azienda locale, se io vado a prendere magari un uovo delle grandi distribuzioni, bisogna capire che comunque per arrivare sul banco del supermercato comunque viaggiano, nel senso che nasce questo uovo, quindi sta nell'azienda lì già un giorno, poi devono comunque essere, vengono dal nord Italia, quindi passa tempo che non viene sul banco del supermercato. La domanda curiosa, perché poi chiudo questo blocco, ma perché noi quando andiamo al supermercato le uova le troviamo fuori dal banco frigo, ma quando arriviamo a casa subito mettiamo le uova nel frigo? Allora, l'uovo si deve mantenere nel frigorifero, però se ha variazioni di temperatura l'uovo non è al 100%, perde la sua qualità, perché l'uovo comunque non è un elemento tra virgolette morto, respira, quindi anche se si mette nell'acqua l'uovo diventa nero. Quindi è una cosa che respira. Quindi è giusto metterlo subito in frigo. Come mai però negli supermercati perché se no ci sono variazioni di temperatura. Ok. Anche noi ad esempio nei nostri furgoni non sono con la temperatura comunque di frigorifero, stanno comunque sempre in furgoni coinventati, però non con temperature, cercano di mantenere sempre la temperatura. Che poi troveranno nel supermercato, proprio per non avere quello sbalzo. Quello sbalzo di temperatura. Okay. Aimo, mi sembra di capire che nella vision di Bruno c'è migliorare l'offerta sempre di più, quindi a quello che lui già ha aggiunto, la qualità, la professionalità, il benessere degli animali, vuole aggiungere anche un prodotto, ok? Quindi può essere uno sguardo al futuro, può essere un elemento importante per la vision? Sicuramente migliorare sempre di più la qualità dei propri prodotti è importante. Il punto è come farlo, punto di domanda. E secondo me bisogna investire veramente in ricerca e sviluppo, bisogna dedicare del tempo e uscire fuori dagli schemi che si sono sempre praticati. Per migliorare, quindi, mettere insieme delle risorse umane in azienda, che possono già essere presenti in azienda, o prendere anche dei professionisti esterni per veramente cercare di uscire dagli schemi, perché molto spesso l'imprenditore è coinvolto dagli suoi schemi operativi che lo portano sempre a performare più o meno nella stessa percentuale, quindi sia come performance di tipo quantitativo, quindi fatturati di vendita, sia come performance di tipo qualitativo, faccio un prodotto che bene o male comunque è sempre sullo stesso standard, anche per fare quello sviluppo orizzontale di cui si parlava prima con Maiorini. Ecco, c'è bisogno di investire in ricerca e sviluppo, uscire dagli schemi. Per fare questo vuol dire sostanzialmente investire tempo
in conoscenza, in competenze e fare delle riunioni proprio in azienda dedicate, che non sono una perdita di tempo, alla ricerca e allo sviluppo, nuovi schemi per migliorare la produttività, per migliorare i prezzi, per migliorare la qualità, per migliorare la distribuzione. Però tutto questo parte dai cervelli umani, quindi dalle competenze. Bisogna dedicare tempo in modo organizzato proprio alle riunioni dedicate e finalizzate a ricerca e sviluppo per il miglioramento di tutti gli aspetti aziendali, quelli produttivi e quelli distributivi. La domanda è: quanto tempo investiamo come imprenditori nel fare queste riunioni, questa sinergia di cervelli interni e esterni all'azienda che possono sfornare nuove idee, nuovi processi, miglioramenti per migliorare tutti gli aspetti della produttività aziendale? Farò rispondere a Bruno e anche a Pietro Tangheri, ma subito dopo la pubblicità, quindi rimanete collegati con noi, andiamo pochissimi minuti di pubblicità e ritorniamo in studio. A tra poco. Bene, eccoci ritrovati in studio, ben ritrovati anche a voi che avete tenuto il vostro televisore sul 10, sul canale 10 per imprese in rete. Alla domanda di Aimo abbiamo la risposta degli imprenditori. Allora, si fanno riunioni in azienda per ricerca e sviluppo. La domanda stava prima su Bruno, che stava parlando del discorso avicolo in questo caso, quindi Bruno, a te la risposta. Allora, queste riunioni ci sono per quanto riguarda per come poter migliorare il nostro fascio di clienti, per aumentare comunque la nostra vendita, però attualmente non sono spesso queste riunioni. Ecco, è un qualcosa su cui migliorare, sì, da questo punto di vista. Okay. Anche perché solo attraverso, come diceva prima Aimo, con la ricerca, con lo sviluppo, un team di professionisti, vi sedete tutti insieme per le aree di competenza e escono fuori dei progetti importanti, quindi con i tecnici soprattutto della materia. Giusto, sicuramente sono cose da fare, attualmente non ne stiamo facendo. Io, come tu sai, Giuseppe, sono sempre uno che è sempre girato, mi è piaciuto sempre portare le novità, stiamo investendo nell'azienda con macchine 4.0, macchine nuove. Tu pensi che già 20 anni fa ho preso il forno a legna che girava il su e giù, magari qua neanche si sapeva, quando l'abbiamo montato tutta la gente guardava che cos'è. Sì, investire sulle attrezzature ce lo stiamo facendo, però per quanto riguarda le riunioni no, ma è molto importante anche questo punto. Quindi su questo, Aimo, dobbiamo migliorare in Calabria. Ti aspettavi questo oppure no? Ma sì, ma guarda. Tu sei stato in Calabria diverse volte, hai comunque visitato diverse aziende anche in Calabria. Guarda, ti dico questo, il miglioramento, diciamo, e gli investimenti in tecnologia sono abbastanza facili da valutare anche dal punto di vista, tra virgolette, del risultato che possono ottenere per l'imprenditore, e quindi è piuttosto facile per l'imprenditore fare una valutazione di tipo economico dell'investimento, se si parla di macchinari e di tecnologie per la produzione. È un po' più difficile per l'imprenditore dare valore a quello che in realtà è la maggiore voce di valore, cioè la capacità creativa del cervello umano, l'energia che si genera nella capacità creativa, nell'innovazione, nel cambiamento di schema, nel cambiamento di gioco. È quello lì il punto focale. Il punto focale è dare spazio agli investimenti sui cervelli umani, sulle competenze sociali, per coinvolgere collaboratori, consulenti, professionisti vari, gli imprenditori stessi, anche nell'ambito della stessa famiglia. Lì abbiamo un imprenditore che ha un fratello e un padre, no? Sono 2 o 3 fratelli e un padre, ecco. Mi sembra almeno di aver capito così prima dal signor Morello. E quindi io penso, molte volte noto la difficoltà anche a livello familiare di potersi sedere e dire: bene ragazzi, cosa facciamo di nuovo? E più
facendo andare avanti col vecchio schema. Quindi insisto su questo punto, investire in macchinari, in tecnologia sicuramente ci vuole predisposizione al rischio, ma si può calcolare di più. Investire in risorse umane è sempre un po' più difficile, perché è più difficile fare i calcoli poi di un eventuale ritorno. Si ha sempre più paura che non ci sia poi questa prospettiva. No, vi posso garantire che oggi investire sul capitale umano in competenze tecniche, ma soprattutto cervelli che sono in grado di produrre nuovi schemi operativi, sia a livello produttivo sia a livello commerciale. Quindi questa è una cosa importante. Grazie Aimo. Allora, avvia tutte le domande per ai nostri consulenti, sia dalla parte online Io che... prima volevo chiedere se come lui, anche a livello di ristorazione, di pizzeria, anche nel corso del tempo, in questi 25 anni, visto che c'è un po' di storicità, Sì. ha avuto modo di allargare la propria offerta a livello orizzontale, non solo in verticale, aprendo nuovi punti vendita e diciamo penetrare i nuovi mercati di nuovi paesi, di nuove località tramite un prodotto di qualità. Mi chiedevo se aveva pensato anche di portarlo a livello orizzontale. Giusto per capire verso l'idea del franchising, del brand. Sì. Allora, già un po' di tempo fa eravamo a Sanremo, c'era anche il dottor Aimo che ok. ne testimone, quindi avevamo parlato insieme a Giuseppe, avevamo parlato di questo progetto di allargarci e di fare un franchising, di strutturarlo. Però quando fai un franchising lo devi strutturare in modo serio, pulito, ci vuole gente competente, mica io stesso faccio, cioè ti devi affidare a gente. Per questo ho detto ti aspetto in Calabria, perché per un discorso in sospeso, un discorso sospeso. Ok, ma proprio per far fronte, non per far fronte, diciamo per portare avanti quello che è un prodotto di altissima qualità, cioè se il prodotto non è di altissima qualità non resta in piedi 25 anni un tipo di struttura, un tipo di azienda così. Assolutamente. Ricordiamo che ad esempio quando capita che fanno la domanda, no, a dei consulenti di marketing, dice, ma sembra che si voglia chiedere ai consulenti marketing se hanno la bacchetta magica per far vendere più prodotto. Non è così, c'è un progetto di marketing, ripeto, non sono io a parlarne, è la parte né finale. Né tantomeno vi devo dare io delle risposte a questo, ma credo che dietro a un buon progetto di marketing intanto ci deve essere anche un ottimo prodotto, cioè la qualità del prodotto deve stare alla base di ogni cosa. Però... altrimenti si rischia di vendere. Poi attenzione, ci sono dei guru del marketing che sono capaci di vendere qualsiasi cosa, però... Questo è quello che volevo dire, nel senso il marketing ti può dare una super spinta nel momento in cui vuoi vendere un prodotto, ma se di base il prodotto non è di qualità lo vendi una volta ma non lo vendi la seconda. Esatto, cioè una volta che mi arriva il suo prodotto, faccio un esempio, il suo brick, e lui me l'ha venduto alla stragrande con tanto di campagna promozionale, immagine, quello che vuoi, però se poi alla fine il prodotto non è buono, cioè l'ho acquistato una volta, non vado più la stessa cosa. Ma a me è successo anche quando ho aperto la pizzeria qui a Mirto, Giuseppe. Alcuni venivano, dicevano, ma ha aperto la pizzeria a Mirto, una teglia la vende 15 euro, magari la base qua è 7 euro, ma magari sappiamo se ne vende. No, io devo dire che l'ho vendute e le vendo ancora, perché la gente ormai vuole la qualità, non vuole la pizza, la solita pizza, però gli devi dare farina tipo 1, macina a pietra, impasti a lunga maturazione che hanno 4 giorni. Hanno una serie di caratteristiche, tu gli dai un altro tipo di prodotto. Hanno una serie di caratteristiche che fa sì che comunque il prezzo sia valido a 15 euro. Quindi di base poi il consumatore sta a lui, cioè dire provo, mi piace il prodotto, continuo a scegliere quel tipo di prodotto. Invece il marketing fa sì che spinga il consumatore a provare, quindi non confondiamo le due cose. Certo, assolutamente. E a proposito di questo volevo parlare con i nostri ospiti di produttività e quindi controllo della qualità del prodotto e il reporting in azienda, cioè come fate il monitoraggio dei vostri dati, ad esempio. Vabbè, ogni fine anno si vede comunque come è andato
sia la vendita del nostro prodotto. Quindi noi ogni fine anno vediamo se comunque abbiamo aumentato la vendita oppure no. Sì, no, parlo del controllo di qualità, cioè come se periodicamente in azienda andate a fare delle verifiche sulla qualità, sulla... Sì, ecco. ovvio, sì. Ci può essere anche il cliente che solleva un'obiezione, una critica, un qualcosa, e quindi quello ti aiuta a migliorare, no? Non è che siamo qui per dire siamo l'azienda perfetta o l'azienda imperfetta, siamo l'azienda che ragioniamo con le aziende per un confronto, no? Sì, è ovvio che noi periodicamente comunque nel nostro ciclo di galline, quando c'è il ciclo, durante l'anno comunque dobbiamo fare anche, oltre alle analisi, cioè per vedere come sta la gallina in sé per sé, anche per quanto riguarda l'uovo, se il guscio è troppo fragile, se comunque il tuorlo dell'uovo è bello, ci sono tutti come si può dire, ci sono tutti degli schemi da seguire per il benessere sempre animale, quindi per vedere com'è l'uovo in sé, cioè nel senso se cala anche, perché la gallina è ovvio che quell'uovo può essere anche meno resistente, cioè più fragile fra virgolette, quindi ha bisogno di più calcio eccetera. Quindi c'è una serie di... Ok, perché questi credo che poi sono degli strumenti, no? Tecnologici anche per comunicare, quindi non so se vi avvalete di strumenti poi per comunicare questi dati e quali... I social. Ecco, ad esempio voi usate i social. Mi è servito un assist. Sì, usiamo anche i social. Usiamo i social, vabbè, poi ci sono, ogni locale c'è il responsabile del locale, dove è sempre gente esperta, gente che ha studiato in gastronomia, quindi fa giustamente i controlli, ma poi io vado a visionare tutti i giorni, mi trovo sempre nei punti vendita. Benissimo, quindi tu metti il prodotto sui social per dire ai fan, ai follower, Sì. no? Mi piace la mia pizza, ho fatto questa qui, beh, quando viene male la pubblichi pure. Certo. Io mi aspettavo una risposta, non viene male. Poi immaginavo anche io questa cosa, no, la mia. Bellissima, quindi questo mi fa capire che insomma non è qui per parlare di tutto funziona Per bene, promuoversi. tutto per Non è qui per promuoversi. Può succedere che magari ho l'aiuto assistente o anche a te direttamente, non è detto, tu sei un maestro pizzaiolo. No, poi può succedere, noi siamo una pizza- artigiani, una pizza può venire anche storta. E se viene storta è ancora più particolare. È normale, no? No, Quindi- io dico certe volte ai pizzaioli, pure che viene storta si vede l'artigianalità. Esatto, Se esatto. tu la fai proprio tonda perfetta vuol dire che C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Certo. Perché gli strumenti tecnologici di comunicazione, Aimo, cosa sono e quanto sono importanti per un'azienda? Beh, diciamo, poi dipende dal tipo di azienda, perché adesso sentite parlare appunto... Tranne questi due principianti, sto scherzando, tranne per questi due principianti. No, allora, sentite parlare sul Morello e quando descriveva che magari c'è bisogno di più calcio con le galline, mi sembrava il controllo di qualità, no? Il controllo della qualità dell'uovo. Esatto. Che esce. E questo è molto importante, perché io seguo aziende industriali che fanno tutt'altro rispetto alle uova, ok? Ma hanno lo stesso concetto, hanno dei sistemi di controllo, dei sistemi tecnologici chiaramente, di monitoraggio e controllo delle produzioni che inevitabilmente poi ti danno degli indicatori di qualità. Infatti complimenti a Bruno, non mi aspettavo questa cosa del guscio, la ricerca, sì. Ecco, quindi questo significa anche tanta professionalità, no? Certo, assolutamente sì, lo stavo dicendo appunto, no? Facevo un parallelismo fra l'industriale e in questo caso la produzione di uova, però il principio del avere degli strumenti per il controllo, in questo caso per il controllo di qualità, io chiaramente non conosco gli strumenti tecnologici per il controllo della qualità dell'uovo, ma evidentemente il ragionamento che sta facendo il signor Morello, le sue affermazioni ci dicono che esistono, ok? E di conseguenza ecco, è proprio questo il principio. Se io voglio fare qualità devo avere anche degli strumenti che mi permettono di rilevare dei dati, di misurarli, di creare degli indicatori di qualità che mi possono poi permettere anche di migliorare. Questo a 360 gradi per produrre uova come per produzioni che vanno nell'automotive qui in Lombardia è uno dei punti trainanti, delle produzioni trainanti, insomma, ecco, questo è importantissimo. Strumenti tecnologici per la misurazione, ok, della qualità.
non solo per la misurazione della qualità, perché poi ci sono anche strumenti tecnologici che aiutano a misurare l'efficienza. Sicuramente anche se un modello misurerà quante uova fanno le galline, punto di domanda, quanto produce, così come per le mucche per il latte, no? Quanti litri di latte fanno le mucche, ecco, però quante uova, quanti litri di latte fanno le mucche, le uova, le galline, quante gliene devo far fare per mantenere un buon livello di qualità, punto di domanda, senza stressare l'animale. Ecco, ci sono degli strumenti per misurare tutto questo. Oggi sicuramente la tecnologia offre sicuramente degli strumenti per misurare anche questi indicatori, insomma, questi parametri. Ecco. Grazie Aimo. Una domanda per tutti e due gli ospiti e poi vi lascio con Maiolini. Come vedete il futuro dell'impresa italiana? Bruno. Io spero che dopo questa crisi di pandemia, spero che ci riprenderemo, perché sennò non vedo un futuro buio. Auguriamoci quindi sì, che finisca sì, al più presto dando questa crisi, di questa pandemia. Allora dobbiamo avere un po' di speranza in più, Giuseppe. Senza speranza non andiamo da nessuna parte, dobbiamo essere un po' combattenti. Sicuramente passerà, come tutte le pandemie che ci sono state, però sperando che il governo italiano capisca di darci una mano a tutte le imprese, ma di darci una mano reale, una mano forte. Grazie Pietro Tangari. Maiolini, a te le conclusioni, no, non te lo chiedo, ma a te le conclusioni, soprattutto se i nostri ospiti vogliono fare domande sia ad Aimo che a Maiolini. Ma assolutamente, poi più che altro con loro una cosa che ancora non ho chiesto: va bene monitorare la produzione, migliorare la produzione, mirare sulla qualità di entrambi, ma voi monitorate la vendita? Come monitorate la vendita? Soprattutto lui che si occupa del B2C, in questo caso si rivolge direttamente al consumatore finale, invece dall'altro lato abbiamo dei canali B2B che lui si rivolge direttamente a business, quindi pasticcerie, GDO e quant'altro, quindi là viene un po' più difficile e c'è un modo di operare. Invece dal suo lato c'è un altro modo di operare, soprattutto se poi hai intenzione di andare a fare franchising. Quindi volevo chiedere, monitori quella che è l'attività di vendita nei tuoi clienti, sai che tipo di consumatore viene, quante pizze e quanto prodotto ti consuma mensilmente? Hai, diciamo, prima di rispondere, perdonami, Aimo, gentilmente puoi mettere in silenzioso un attimo il microfono, gentilmente, perché arrivano dei disturbi da Skype, prego. No. Allora no, schede non abbiamo, però bene o male sappiamo il nostro pubblico chi è, se è un pubblico adulti, un pubblico ragazzi, questo ne ero certo. Lo sappiamo. Dal punto di vista tipo mio, per come la vedo io, soprattutto con il supporto degli strumenti del digitale, che poi è quello che faccio io consiglierei ad entrambi innanzitutto di spostare e incentrare quella che è la comunicazione sul brand e non sul prodotto, perché loro dal loro lato incentrano tutta la comunicazione su quello che è il prodotto, ok? Mostrano a livello fotografico, a livello video quella che è la loro produzione, invece la incentrerei più sul brand, perché già da oggi stanno pensando di andare in orizzontale, quindi inserire mano a mano quelli che sono più prodotti nei cicli produttivi dell'azienda, e tu capisci che se vai ad inserire nuovi prodotti e non hai una comunicazione incentrata sul brand ma sul prodotto, devi ricominciare da capo sul nuovo prodotto. Quindi spostatevi un attimino sul brand, in modo tale che poi il brand fa da trainante ai vari prodotti che andrete ad inserire nel tempo, che può essere come la salsa maionese, come può essere il brick o qualunque altro tipo di prodotto che inserite mano a mano nei vostri cicli di produzione. Invece dall'altro lato anche loro dovrebbero spostarsi sul brand e non solo sul prodotto, perché anche loro spingono a livello materiale multimediale quello che è il prodotto della pizza che fanno, quindi mostrano in modo evidente la lunga lievitazione che hanno i loro prodotti, il tipo di prodotto che vanno ad utilizzare. Sì, si intravede quella che è la qualità, ma si intravede meno la manualità, l'artigianalità. Loro non spingono a livello di comunicare proprio che il loro è un prodotto artigianale, ma lo mostrano solo bello e finito, quando in realtà se al pubblico comunichi che effettivamente andate ad utilizzare quelle che sono delle farine ricercate, che hanno un costo, e andate ad utilizzare quelle che sono le materie prime, che hanno un costo, non ci sarà nessuno poi a dirvi ma tu una teglia la vai a vendere 15 euro. Quindi un consiglio, esatto, quindi un consiglio è proprio di andare ad educare il potenziale cliente, perché se un imprenditore fa una scelta di mercato, come andare, io voglio investire di più
sul prodotto perché voglio un prodotto finito che esca da me di altissima qualità, però giustamente il cliente finale quello che valuta è solo il prezzo, l'impatto iniziale. Poi successivamente una volta che l'assaggio dice sì, gli vale e gli stravale, però il trucco dove sta? Il trucco sta nel non far venire il dubbio di dire perché costa così tanto, quindi in modo tale da spingerli. Questo è quello che io mi sento di consigliare ad entrambi. Per il mondo social e domande per il mondo della comunicazione e la consulenza aziendale ad Aimo. Bruno. Come mondo social, nel senso, visto, a me piace sentire più punti di vista, soprattutto te che sei del settore, un consiglio anche su come magari sul brand da seguire per quanto riguarda io non ho fatto, ovviamente non ho fatto un'analisi di quello che è il vostro brand, no? Però diciamo da questo punto di vista è proprio comunicare quella che è la vostra visione. Non tanto incentrarvi solo unicamente su quello che è il prodotto, ma perché voi fate le foto e i video quelli che sono i prodotti e in più potete anche cercare di poter comunicare con il potenziale cliente. Ad oggi esistono degli strumenti che permettono le cosiddette liste, ok? Voi tramite le liste potete avere anche i numeri di telefono di persone che aderiscono a queste liste per essere informati quando voi andate a rifornire la GDO con il prodotto, visto che la GDO è il vostro canale di conversione, in questo caso di vendita, no? Quindi il consumatore finale, uno, è in stretta correlazione con l'azienda principalmente, quindi si sente coinvolto, si sente coccolato e va ammirato proprio a comprare quello che è il tuo prodotto. Mi arriva il messaggino la mattina alle 8, abbiamo rifornito il punto vendita vicino a te. Se tu hai queste informazioni puoi anche spingere da questo punto di vista, il cliente da questo punto di vista. Io rifornisco questo punto a Rossano, Corigliano, Rossano lunedì, è appena stato rifornito, arriva il messaggio, cioè questo coinvolge il cliente da un altro punto di vista, ok? E fa sì che comunque resta attaccato a te e non vada in altri brand, ok? Quindi è un punto sicuramente di forza che bisogna andare a sviluppare, perché quando noi dall'altra parte abbiamo avuto altri casi studio dove bisognava puntare sull'esperienza, questo è il loro tipo di esperienza d'acquisto. Dall'altro lato anche loro, avendo queste liste, possono non solo monitorare effettivamente quanto una singola famiglia o un singolo cliente mi consuma e quanto flusso di cassa mi porta durante un mese, 3 mesi, 6 mesi, ma può anche capire in base a ciò che ordina, perché traccia anche gli ordini, quali che sono i gusti del cliente. Quindi nel momento in cui ha da proporre una novità, sa che se quel cliente prende la pizza col salmone e lui fa una novità col salmone, quello sarà un cliente propenso ad accettare la nuova novità. Quindi anche da là, in base ai dati che si raccolgono, si possono andare a sviluppare anche in modo sia orizzontale che verticale quelli che sono nuovi prodotti da andare a spingere, in modo tale che l'azienda stessa capisce il tipo di prodotto che il consumatore vuole. È giusto dire io ho target sia da ragazzo che la famiglia, persona che lavora di 30-40 anni, giustissimo, però così facendo, andando a tracciare, andando a capire quelli che sono i dati di vendita e andando a capire che tipo di prodotto è a chi e quando viene venduto, permette a me azienda di creare e gestire un flusso sul prodotto totalmente differente che prima era inesistente, quando prima era più facciamo 3 margherite, mi permetto di dire, piuttosto che 3 capricciose, perché la margherita se la prendono tutti, invece la capricciosa non gli piacciono i funghi. Ci sono i funghi sulla capricciosa, no? Ok, non gli piacciono i funghi. Quindi automaticamente nel momento in cui io so che magari da quel punto di vista c'è più richiesta di capricciosa e di funghi, magari posso sviluppare una pizza proprio con quel tipo di prodotto. Quindi questo è quello che io mi sento di dire, cioè sviluppare e tracciare un rapporto con i potenziali clienti. Grazie Maiolini. Domande per Aimo? Pietro. Allora, una domanda che vorrei fare io a Aimo è quella al dottore, è quella per migliorare l'azienda, non solo social, per migliorare proprio un'azienda, ristrutturarla in modo diverso, anche se già è un'azienda abbastanza conosciuta nella zona ionica. Il consiglio che lui mi darebbe? La domanda precisa, Pietro, qual è? Prova a farmela. Quello che tu mi consigli per far ancora l'azienda un po' diversa, ancora un po' più grande, ancora più conosciuta, migliorare l'azienda. Allora, io direi per migliorare l'azienda e farla diventare più competitiva, per stare un po' sulla linea di Maiolini, è importante differenziarla. Differenziarla vuol dire aumentare la competitività.
capacità, però per differenziarla la posso differenziare o a livello di prodotto, o a livello di servizio, o a livello di comunicazione del brand, perché la gente compra il prodotto o il servizio oppure la marca e di conseguenza bisogna fare attività di comunicazione, quindi di brandizzazione. Quindi sono molto d'accordo con quello che diceva Meurini, e il consiglio risiede proprio in questo. Per migliorare la performance della nostra azienda bisogna lavorare su questi 3 aspetti. Grazie Giovanni Pietro Aimo, ne parleremo nella prossima puntata. Grazie a tutti quanti voi per averci seguito. Appuntamento a martedì prossimo, stesso posto, stessa ora, stessa rete.